queste manifestazioni, che si chiama d'erbe di natura e benessere, sono dei sagni che abbiamo fatto qui a Spilimberg. È una manifestazione che vuole riscoprire i vecchi metodi di cure con i servizi, con le tradizioni, le robe di una volta, però aggiornati al di UE. Tutti questi robe qui sono necessari per ritrovare il contatto con le nature e per riscoprire la cura di noi altri e il nostro benessere, condividendo queste tecniche che si sono un po' perdute durante il tempo. Le iniziative dalla Scuola di Mosaic dal Friuli di Spilimberg al voler presentare l'arte dal mosaic e trasformarla quasi in un manuale botanico. Spilimberg, per la sua posizione geografica, è vicino dal Tilimente e dal Meduna, che sono due torrenti dal Friuli. E in questo mosaico pavimentale sono rappresentati di specie caratteristiche dal Friuli, che sono gran parte contenuti dai magredi. I magredi sono degli ambienti secchi, con tanta ploia però col terreno sud, in cui le piante devono essere ben rustiche per poter vivere. Ora, questa è la prima specie che noi esaminiamo, si chiama stellina odorosa o Gallium odoratum nel nome scientifico, e è una pianta che non crescente, resta bassa, e quando è madura sa di fen. Poi i vin accompagnare le persone per la prima volta a di un tocco dal mosaico, perché restano dei tocchi da fabbricare e da appoggiare più per cera. E quindi la reazione è stata buona e vi cercato soprattutto di trasmettere le caratteristiche principali dalla flora furlana. Allora, questa pianta qui non è particolarmente saporita, però non è velenosa, non è tossica, si può con i frutti mettere all'insalata che dà un senso di leggermente piccantini. Dal punto di vista delle emozioni, camminare su questo mosaico è come camminare a un greto dal nostro fiume. Qui è rappresentata sia la cultura di Spilimberg, il mosaico, che la natura di Spilimberg, i magredi. Il Friuli Venezia Giulia è una regione particolarmente fortunata dal punto di vista floristico e botanico per sé, che è talmies dalla sovrapposizione di tre grandi regioni geobotaniche, la regione balcaniche, la regione oceaniche e la regione mediterranea, che si incrosano proprio qui, in tal Friuli. E quindi la ricchezza di specie dal Friuli è superiore, se pensate, a che è di tutta la Germania intera. Questa manifestazione si avvicina un po' al mondo del benessere, dagli herbis, dalle curis, dalla meditazione, quindi per noi è importante partecipare con i nostri mangiare. Abbiamo fatto un pranzo, un gustà, che si riferisce un po' a un menù di con le fermentazioni, con i fermentati e herbis naturalmente. Come in platin l'antipasto, quindi un tortin, una quiche di squette con herbis e dentro vi metto un kimchi di carotis e un aiorsin fermentato. E i completin il plat con una salsa kefir
una salsa sclupit e dopo vengono dalle roses e dai flors di nepeta. Come catering noi siamo tendonza all'alimentazione vegetariana e in questo caso abbiamo fatto un pranzo appunto basato sui vegetali. È un catering, un'attività che ha spazio, non facendo come quel, ma io essendo vegetariano e mi occupai più sul monte e quindi è stato un piacere poter mettere a disposizione le nostre conoscenze messe di Ivan, doprant erbis e doprant i fermentati che facciamo noi in laboratorio per poter dopo utilizzare in tutto il team dall'anno, quindi arrivare a gustare questi robi in periodi particolari. Da sempre io ho trattato le piante come mestiere. Io sono la naturopata per tanti anni e sono nata con la fortuna di avere una nonna Bisa che era un'erbana, una curatrice. E allora è stato più semplice per me imparare le piante, le erbis, e questo mi ha permesso di fare un salto in più in tal senso di non usare nomi che preparati, ma anche di conoscere che spontanei. La gente è incantesemata dalle piante, mai come adesso. La gente ha bisogno di tornare a sapere e a tornare a ricontattare la madre terra. Davvero si infortunarsi nel mondo di OVE perché si ha la possibilità di fare approfondimenti, quindi tu ti conosci persone che ti possono dopo aiutare a continuare la tua curiosità e magari trasformarla in un lavoro, perché no? E questo grazie proprio a questi eventi qui e possiamo crescere come umanità. Ad esempio tra un po' sarà la festa su a Forni delle Arbis e anche qui è una bellissima opportunità. Voi si c'è qui dall'Ort Botanic, questo orto qui lo abbiamo fatto per tieni per osservare un ting e cagnosi le piante nostre di for, tipicas, che le nostre svecce si doprava, e la festa della Arba è proprio nascuta per questo, per continuare la tradizione che le nostre nonne si avevano per necessità, noi scamoi stiamo riscoprendo perché vediamo che veramente è una roba benefica per noi, no? Che si fa bene. E chi da ora è la dottoressa che si chiama Eleonora Bertin, che discorre della cucina olistica, un po' della roba mistica che Casan Las Arbas sempre avuto della storia dell'uomo, è bellissimo, e farà anche un convegno dopo e qui vanno cercare di attuali. Ovviamente i più di 1000 specie, no? di piante proprio classificate, riconosciute, come dal Gortani, ai tempi del Gortani, dopo dal Poldini, che era un docente universitario di Trieste, e dopo un nostro di For che si chiamava Caposassi, Gianni Caposassi, che ha continuato con questo erbari. E proprio per non dismentirare, i vomito le piante essenziali e da mettere un ciacimò, perché questo è solo l'inizio.
ogni anno cercano di incrementare un tininin, no? Da vedi. E qui vediamo proprio se che stoprava le nostre nonne, di se che aveva bisogno, e sapeva riconoscere tutto della pianta che serviva per curare una roba, che per un'altra, che per mangiare, il misto di erbe, e sapeva riconoscere tutto, perché era proprio una necessità e capiva che le erbe avevano un potere benefico per il corpo. Io hai da dire che la festa della Zarbas in Fardisora hai al manco da 50 anni, sempre al mese di giugno. Io personalmente con la Proloco e 12 socios e volontari dalla Proloco dal 2017. Una roba bellissima, i post di hai proprio nascuda con che motivazione. Non le arbas non mi pensadas perché che si dopra fare mangiare, tipo una minestra, tipo le arbas consadas da mangiare con gli ovs o con i pomi, ma anche per recuperare che tradizione che è propria di Fardisora, dalle femmine di Fardisora, da cagnossi le arbas, per poterle doprare tutto il tempo dall'anno in maniera magica al Mac di San Juan o in maniera per udare a vari certas pisa las malattias, no robas grandes, ma i raffreddamenti, il raffreddore, la tosse, il male a un ginocchio. Ecco, las feminas scagnoseva las arbas di for proprio per questi motivi. Al professor Poldini, triestino doc manciat da poco, che è il che ha fatto i rilievi di questo territorio quando è stato istituito al Parco delle Dolomiti Friulane, ha avuto modo da dire che in nessuna banda d'Europa esiste una flora ricca di varietà come la nostra zona. Probabilmente un clima particolare, un'attenzione alla natura dai fornès e si tratta di tutto. Chi assenta al centro visita del Parco Dolomiti Friulane, le chiese del parco e chi assenta al Parco Dolomiti, il cui simbolo è le aquile, che chi ha le come difese di tutte le nostre piante, che forni il paese delle erbes, abbiamo più di 1500 tipi di erbes, abbiamo più a forni che noi in tutte le Germanie e abbiamo una biodiversità incredibile. Abbiamo tantissime piante. Poi fa uso di che le bardane che avvengono usate in cosmesi, avvengono le false ortie che si può usare per mangiare. Attenzione alle ortie che si può ortiare, ma si può usare per fare un bel risotto per mangiare. E le piante si possono usare in tantissimi modi per mangiare, per curarsi e fuori di ore alle chiamate il paese delle erbes, si dice che una volta chi aveva un Don Fortunato del Santo, che era un prete di quel paese qui, e la leggenda dice che lei, quando parlava inglese, e durante le prediche acchiappava punti. Era così devoto, così appreà, ma invece lui era un esperto di piante e durante le prediche spiegava che si usare le piante per mangiare, per curarsi o per diventare bei. Ma attenzione, che tal che il paese qui, che si al Parco Dolomiti Friulane, aveva l'orso, aveva il lupo, aveva le lince, ma non è mai morto nessuno, neanche per svipere, invece per piante, che sono tante piante anche velenose, in qualche donna le muore, quindi bisogna chiamarle bene, conoscerle, rispettarle perché si intende al parco
E dopo magari là a una trattoria a mangiare bene e sei sicuro di ciò che si mangia. In for avevamo questo fantat, questo uomo che fa il cuoco, che è diventato chef stellato, che è bravissimo, e lui l'ha attaccata a fare da mangiare proprio con le erbe, le ha dato un'importanza alla arbas, proprio tanto a lui perché aveva avuto lui un zio che era predi, perché una volta era i predis, no? I primi frari, dopo i predis che poteva permettersi di studiare, avere una certa cultura, eccetera, che aveva fatto un bel erbari. Si chiamava Don Ermenegildo de Santa, un erbari che li so perduto e lui era stato questa roba di questo sosio, no? E l'ha attaccata a fare da mangiare con la sarba. Se l'ha fatta anche un libro, da lei a Ginevri, come aveva intitolato questo sosio che aveva fatto questo erbario. Allora, le nostre vecchias, femminas, quando si va a Nitalort, ovviamente le erbacce erano tutte sarbas commestibili, che si poteva mangiare. E allora si aveva questi bei grembiuli, intanto che si curava su queste sarbas, si metteva giù dentro. E allora stoleva una foglia di sposadoi, che è la canapetta selvatica, un tin di galinsoga, che la clamon l'arba todescia, un tin di raponzolo, un tin di piantaggine, a scura dos fues del chemilla, di chista, che le clamon l'arba dal copnos, no? E vonduci i nostri nomi personali. Una volta che si arrivava a casa, si faceva questo toccio buonissimo. Si metteva dentro un tin di farina blancia, un tin di latte, si metteva sì con questa arba e veniva fuori una besciamella alle erbe, che era stupenda. Ogni tanto sontavano qualche auf e veniva buonissimo. E si vede con tutte queste arbas. Camò, anche io tollerai due arbas che porterai a Fulvio, e tollerai un tin di mirris, di fanoli salvadic, che è il sem che viene al sacomidani c'è questo qui. Camò, tollerai un tin di gassala, e buon Enrico, che è uno spinacio selvatico, che ha tantissimo fiar, che è buonissimo, li amaro un tin così. Un tin di echinacea qui che è contra, ecco, che è potentissima. Questa va bene per in arba medicinale, ma va bene anche per mettere da mangiare. E tollerei un tin di artemisia, che l'artemisia è profumatissima. Ecco. Ciao, ma finalmente guarda, se bene sarbuta che mi ha portato. Proprio roba di lusso. Allora, cercherò un tincamo della Sarbas, no? E chi vuole qualche arba di camò, no? Non si dicono arbas, le erbe. Anche per esempio al Tarassaco non si lo chiamano arbas, per autonomasia si vuole dire, no? Chi si chiama il panevin, la cetosella, hai un tin acid. Chi ivon la cetosa. Dopo ivon las ortigas, e las ortigas si fa tantissima roba con las ortigas. Al flor di sayuc, al grisulò, al plantain e al buon Enrico, che in fornesa si dice la gassala. Allora, una roba importante per doprare tutte queste erbes, no?
Io ho scritto anche un libro che si chiama Da là al Zineri, che vuol dire da là alla Z, si vuol dire in italiano, come si dice. Hai chattato un manuale che ha scritto al vescovo Fortunato de Santa dal 1901 di come si usa le arbas sia per mangiare che per curare. Qui abbiamo fatto una pasta con la farina di segala e la farina io uso solo farina di tipo 1 o di tipo 2, non farina raffinata, perché la farina raffinata la fa bene. Perché è una roba da diancia, no? Che qui in alta montagna, che sono a 1000 metri circa, non esisteva la farina, esisteva solo la farina, non si dice di paian, che sarebbe un falso cereale, la farina di grano saraceno, e la farina di mais cinquantin, che si dice, no? Perché in monte veniva solo, era stretto al periodo e veniva solo questa roba. Come la facciamo qui, e mi metto un tin di acqua per scaffare con massa. Come si dice, la cucina o la cucina bisogna sempre stare attenti. Difatti, quando dici qualche il segreto del cuoco, io dico sempre che l'attenzione a ciò che si fa. Allora ho messo al pesto di grisulò, come metto la pasta, io faccio questa pasta con la farina di segala e la farina di tipo 1. E voi sapete perché si dice farina? Perché a noi si dice polentons, ma in realtà la polenta l'hanno inventata i romani, che si chiamava pules, era se chi mangiava i legionari con chi si va a torpere al mondo, no? Dopo, quando è arrivata al mais, invece da metti miglio e soprattutto farro macinat, e hanno cominciato a fare quella farina di mais. Dopo si sostituito. Hai sostituito che si dice farina di nolas, farina di mais, si dice farina di cocalas, farina di tutto, insomma, no? Ma deriva dal romano farina, che vuol dire al farro macinato. E perché che si dice farina? Elvia, senti se buona pasta che abbiamo fatto. Vedi, hanno scottato la lenga, che i miei, ecco qui. Perché le arbas sono sempre state importantissime, era una volta che si mangiava le arbas. Per esempio, la gassala, che è il nome italiano, è il buon Enrico, si chiama buon Enrico perché Enrico III di Borgogna è stato sconfitto su una guerra e si è scondotto sui cres, sulle scoline, no? E i visca si è cibato con la gassala e da qui il nome Buon Enrico. Ed è così dopo hanno delle mille storie del genere, no? Proprio con la terra, quindi una pianta molto Magico. Quindi lo appendevano e all'occorrenza di cotica faceva menone, si con menone dei pras, quando si va la neve e toccava venire le prime sfogliute d'arba, era una festa parduccia, e si va quasi una caccia al tesoro, perché era importantissimo. E staccava anche con i fiori di saiuc, no? A mettere si cià, perché anche volta che noi facevamo i sirops e qua, ma anche volta, tra che il zucchero costava tantissimo, non si sapeva snancia, giù si ciava.
se doprava subito, i fiori si ussicciava, per lo metteva io per la necessità, per l'inviare, per l'uso che aveva così. Una roba importante era la malva proprio dal nome con sé, malva, e la malva non mangiava in nessun orto, era questa nostra malva salvadia, piscinina, che noi avevamo coltivare con le sue grandi, ma che volta era questa malvuta strisciante, e allora cura su questa malva così, e metti la salsiccia accuratamente, e metti dei borsitusso, dei vasi di veri, era tutta una collezione di arbas di ogni tipo. Dopo che dal Mag del San Juan è un potere magico, che si attuali a Quintininin proprio l'occorrenza che diceva che con questa rosada di San Juan diventava portentosa, e se si attuali in Tininin all'occorrenza in Tininin di Chilea, anche la Chilea ne mangiava. La Chilea la chiamava la stagnadora in for. La stagnadora voleva dire ogni ferita che tu aveva salto o sandinaso, così una foglia o il floro o un infuso di questa Achillea, la stagnadora appunto era portentosa. Dopo faceva appunto questo toccio di sayuc con le bacche, che faceva questo siroppo, lasciava tipo fermentare le bacche, tutte maduras, e dopo la sfiltrava e la sbuiva col zucchero. E veniva questa roba densa, e d'inverno che veniva intenditosso, un raffreddore, come una medicina, no? E dopo era mille altre robe che si faceva, che mo sul momento mi vengono a su. Noi abbiamo cercato in questi anni di fare la festa della Zarba, sì, in maniera allegra, però cercando di dare anche una connotazione un po' più scientifica e di attenzione. Per cui, per esempio, al mercatino che noi si proponiamo, noi al marciato dal Miarchi, come che lo chiamiamo noi, o al marciato di Dut, no. Abbiamo cercato di assiarni sì da Vignei. E dopo, noi facile. Noi facili abbiamo cercato di dedicare anche al tempo, in particolare al sabato, per fare dei approfondimenti culturali e scientifici. Allora, una cosa che io non credevo. I cominciano ad avere un riconoscimento e un ritorno. A place, a incuriosirsi, a interessa, e allora si arriva a mettere insieme un momento di convivialità e di una roba allegra come la musica con un momento di riflessione. Perché cercherà di arbas vuol dire cercherà dal nostri essi, dalla nostra vita, dal nostro modo di vivianza al territorio. Da quando mi penso, la festa della Arbas apporta sempre il sorelli. Avei la possibilità di essere in for per la festa della Arbas sotto un albar, si sta benissimo. E per chi sta tanta fortuna la nostra festa.